TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nella serata del 12 ottobre scorso i carabinieri di Venezia San Marco hanno arrestato 3 cittadini stranieri, 2 uomini, un 52enne e un 30enne e una donna 52enne, tutti in Italia senza fissa dimora, presunti responsabili di furto aggravato. Presso l'imbarcadero ACTV di San Marco Vallarisso, i militari operanti hanno sorpreso uno dei tre che, coperto dai complici, dopo essersi avvicinato a un turista e approfittando di un suo momento di distrazione, è riuscito ad asportare il portafoglio contenente al suo interno documenti personali e la somma di 40 pound. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare i tre e recuperare il portafoglio sottratto al turista, il quale, ignaro di tutto, nel frattempo si era imbarcato sul vaporetto. Gli immediati accertamenti condotti dagli operanti hanno altresì consentito di rintracciare prontamente il turista presso l'aeroporto veneziano, ove lo stesso si era recato per imbarcarsi su un aereo che l'avrebbe riportato a casa. Le persone arrestate, a seguito di udienza di convalida tenutasi nella giornata del 13 ottobre, sono state sottoposte alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Venezia. Cambiamo argomento. L'Università Ca' Foscari Venezia annuncia la presentazione ufficiale della web app gratuita Welcome to Venice, sviluppata e realizzata nell'ambito del progetto PNRR Changes, Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale, favorendo inclusione sociale e linguistica, attraverso strumenti digitali accessibili a tutti. La web app offre mappe interattive delle città di Venezia, Mestre e Marghera, con informazioni pratiche su scuole, trasporti, sanità, biblioteche e servizi di assistenza. La presentazione della web app si terrà martedì 17 ottobre venerdì 17 ottobre a Marghera, con partenza alle ore 9 dalla Scuola dell'Infanzia Nerina Volpi in Piazza Mercato. L'iniziativa aperta a tutta la cittadinanza rappresenta un momento di confronto diretto. Saranno presenti operatori e operatrici dei servizi e docenti disponibili a rispondere alle domande e raccogliere suggerimenti. Parliamo di economia. Si svolgeranno a Portogruaro 2 giornate di conferenze, tavole rotonde, visite in cantine e degustazioni per approfondire il valore storico, culturale e viticolo del vino Lison d'OCG. Questo evento, organizzato dall'Accademia Italiana della Vite e del Vino, prenderà via venerdì 17 ottobre al Museo Concordiese di Portogruaro alle ore 9:30 con un programma ricco di interventi e approfondimenti e proseguirà il 18 ottobre presso la Biblioteca Storica Collegio Guglielmo Marconi, dove i produttori locali avranno l'opportunità di confrontarsi direttamente, condividere esperienze e delineare un futuro migliore per il Lison classico. Il programma completo è consultabile su www.aivv.it. L'Accademia, con la sua lunga storia e prestigio, riunisce esperti, ricercatori e professionisti del settore, contribuendo a creare un polo d'eccellenza per la viticoltura italiana. E sono aperte le domande di partecipazione alla Fiera di Sant'Andrea 2025, evento che quest'anno si svolgerà nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 novembre con la Fiera Mercato e domenica 7 dicembre con la giornata delle associazioni dei bambini. Il Luna Park sarà attivo da sabato 29 novembre a lunedì 8 dicembre. Possono presentare domanda di partecipazione le associazioni, gli hobbisti e gli artigiani, gli esercenti locali, gli operatori del commercio su area pubblica e i produttori agricoli. Lo spostamento delle consuete date della Fiera di Sant'Andrea è stato deciso per la concomitanza con le elezioni regionali, in programma i prossimi 23 e 24 novembre 2025, weekend durante il quale solitamente si svolge l'attesa iniziativa. Le richieste complete di tutta la documentazione richiesta e della ricevuta di versamento della quota di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre venerdì 7 novembre 2025 di persona presso l'ufficio Fiera presso la sede della Confartigianato Servizi Veneto Orientale di Via Valle 40 oppure via email all'indirizzo fierasantandrea@portogruaro.ve.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.